Il 24 novembre dalle 9:30 in poi presso la Casa San Filippo, presso la sede del Parco Archeologico Valle dei Templi, si svolgerà una tavola rotonda indetta dall'Ordine dei Geologi della provincia di Agrigento, e parteciperanno anche i sindaci dei comuni della provincia. Avete anche invitato la deputazione regionale. Qual è l'obiettivo che intendete raggiungere con questo evento? Allora, mi corre precisare che l'evento è stato organizzato dall'Ordine Regionale Geologi di Sicilia in stretta collaborazione con i geologi della provincia di Agrigento. La nostra struttura a livello ordinistico presenta soltanto il Consiglio Nazionale dell'Ordine Geologi e il Consiglio regionale, quindi noi abbiamo per ogni regione un Consiglio regionale. Dopo gli eventi che si sono abbattuti sulla nostra provincia, così come in tutta la Sicilia e in Italia, da questi eventi ne è venuta fuori una situazione idrogeologica della provincia di Agrigento abbastanza delicata ed aperta a elevati rischi alluvionali e rischi esondazionali, quindi, e rischi di carattere geomorfologico. Naturalmente ci leghiamo così in concetti più semplici a quelle che sono le frane e le alluvioni. Naturalmente chi è il diretto responsabile del controllo del territorio? Dal nostro punto di vista, coloro che devono controllare e che controllano il territorio sono i comuni. I comuni, quindi i sindaci nelle qualità di soggetti di governo, di controllo del territorio, e quindi soggetti ad incarico sulla responsabilità della protezione civile, ma naturalmente in situazioni, sappiamo benissimo, economiche molto disastrose, in condizioni economiche che non permettono di affrontare tutte le problematiche di qualsiasi tipo per poterle risolvere e quindi andare avanti.